La scuola è iniziata e non c'è più margine di discussione. Avvierò subito una ricognizione urgente sulle carenze in atto. È necessario individuare e certificare al Ministero e all'opinione pubblica quali sono i rischi che incombono sul sistema scolastico veneto. L'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan torna a denunciare tutto lo sconcerto per la mancata risposta da parte del Ministero alle richieste avanzate dalla Regione in merito a organico, stabilizzazione dei docenti, numero di classi, tempo pieno e sostegno ai disabili. Non sono stati autorizzati i posti, 468, il minimo indispensabile, verificati scuola per scuola. Pare che il Ministero abbiano macrodati con letture tipo il pollo di Trilussa. Solo che qui stiamo parlando di scuole, di una società complessa. Il Veneto è in una condizione di grave difficoltà, ma non lo dice solo l'assessore regionale, lo dicono i sindacati e lo dicono soprattutto coloro che vivono il mondo della scuola. Qui in Veneto il Ministero ha imposto un calcolo puramente matematico di studenti per classe, ricorda Donazzan, mentre in altre zone d'Italia vedono quanti docenti vanno sistemati e formano classi che contano anche la metà dei ragazzi che frequentano le aule nel nostro territorio. Soprattutto per la scuola primaria la situazione è difficile, perché qui stiamo parlando di bambini, stiamo parlando di genitori che devono organizzare il loro tempo della vita e non sanno se quell'offerta formativa al tempo pieno che avevano chiesto sarà o meno autorizzato. Indignazione condivisa anche dal Movimento 5 Stelle, che invita i rappresentanti veneti del PD a farsi sentire col governo. Che si facciano sentire, che cerchino di far valere le nostre ragioni di Veneti, perché non è possibile essere sempre penalizzati da questi tagli trasversali in tutti i settori, non l'ultimo quello della scuola.